penso che lo streaming sia appena partito. Datemi un attimo che avvio anche la diretta da Instagram. Un secondo. Nel frattempo datemi un feedback audio-video come al solito nei commenti. Ciao anche agli amici che ci seguono su Instagram, siamo live, per favore datemi dei feedback audio e video, aspettate che abbasso tutti i volumi per evitare problemi, vediamo se è tutto a posto, non vedo ancora i vostri commenti, quindi non so se il video è partito. Allora, sì, mi sembra che sia partito a posto. Quindi mi carico un attimino la pagina, così posso vedere anche i vostri commenti. Ecco qua. Ciao a tutti, ciao Enrico. Ciao Elisa, piacere come al solito rivedervi. E ora guardo se è partito anche YouTube, perfetto, è partito anche YouTube, quindi grazie anche a chi ci sta seguendo da YouTube. Bene ragazzi, allora possiamo incominciare. Come vedete sono sola, ma sono sola fisicamente, ma in realtà Adriana, alias Viaggio Parallelo, ci sta seguendo online e quindi anche lei potrà rispondere alle vostre domande, nei commenti. Eccoci qui. Allora, visto che abbiamo appena iniziato, sicuramente qualcuno di voi l'ha visto nei post che ho pubblicato oggi, facciamo partire anche la sigla che utilizzeremo poi nelle puntate di Sardegna Sacra on the Road e poi l'inizio vero e proprio. Allora, vi faccio partire la sigla. Quelli di Instagram adesso ci provo, ma la dovrò far vedere dal PC, mentre gli altri la vedranno meglio. Bene. E quindi facciamo partire la sigla. Vabbè. Su Instagram la potete guardare nel post che abbiamo messo stamattina. Eccoci. Perfetto. No, non facciamo partire altri video, basta. Eccoci qua ragazzi, bene, perfetto. Allora, vi raccontiamo un po' qualcosa di questo progetto, come è nato, cosa faremo, a che punto siamo coi preparativi, visto che manca poco più di una settimana alla partenza, quindi ormai sono veramente, veramente pochissimi giorni. Come sapete, ogni tanto controllo i commenti per vedere se ci sono domande. Allora, Sardegna Sacra on the Road è un viaggio di un mese che faremo dal 1° febbraio fino alla fine di febbraio, un po' in tutta la Sardegna. Chiaramente anche se stiamo in giro per un mese, chi conosce la Sardegna lo sa che la Sardegna è grande, ci sono tantissime cose da vedere, per cui non basta una vita per visitarla tutta e quindi tantomeno un mese. Tanto è vero che sia io che Adriana, insomma, siamo da tanti anni che la giriamo, ma manca sempre qualcosa da vedere. E siamo molto felici che questo viaggio sarà anche per noi l'occasione di vedere cose, luoghi nuovi che ancora non conosciamo, quindi veramente sarà qualcosa di fantastico. Quindi sarà un viaggio che vi racconteremo in tempo reale e ve lo racconteremo non soltanto come si fa spesso in questi progetti social con delle foto così giornaliere, qualche video, qualche diretta qua e là, ma abbiamo pensato a qualcosa di un pochino più immersivo, diciamo così, per tenervi compagnia durante tutto il mese, chi vorrà viaggiare insieme a noi, soprattutto chi è lontano dalla Sardegna e attualmente non si può venire, ma anche ovviamente chi è in Sardegna e vuole viaggiare con noi anche durante la settimana.
Quindi cosa faremo? Ogni mattina faremo un video in diretta alle 8 del mattino, così vi facciamo compagnia mentre fate colazione. E ogni giorno sveleremo dove siamo e chi incontreremo durante la giornata. Di mattina appunto faremo una o più tappe a seconda insomma di quello che faremo, perché faremo cose diverse fra loro, non faremo soltanto siti archeologici, poi vabbè, soltanto tra virgolette, per chi, per chi mi conosce, insomma, sa che io sono archeologa, quindi chiaramente i siti archeologici hanno sempre un occhio di riguardo, ma vi vogliamo raccontare un po' tutta la Sardegna, un po' tutto quello che c'è, la natura, le tradizioni, ma non solo. Ve la vorremmo raccontare per come è, per diciamo in modo più autentico, quindi anche in modo dinamico, perché ehm, il progetto nasce anche proprio per dare uno sguardo diverso sulla Sardegna. Perché dico sguardo diverso? Perché come forse alcuni di voi sanno, spesso la Sardegna viene raccontata in modo un po' stereotipato e questa è una cosa che io non sopporto, come sa chi mi conosce, insomma, io lotto continuamente contro qualsiasi tipo di preconcetto mentale, per cui non mi va proprio giù che la Sardegna e la sua immagine, soprattutto quella che viene percepita all'esterno della Sardegna, ma in parte anche all'interno, venga in qualche modo imbrigliata, inscattolata in una serie di idee che oggi nel 2021 sono un pochino stantie, ok? Perché va bene, siamo tutti orgogliosi della nostra identità sarda, delle nostre tradizioni, ma questo non vuol dire che in Sardegna ci sia anche tanto dinamismo, tante persone che creano delle attività innovative, dei progetti nuovi e quindi noi li vorremmo raccontare, almeno in parte, almeno per quello che si può fare in un mese. Ma qui vi introduco anche quella che sarà quello che è stato e che è attualmente la linea guida, no, per creare questo itinerario. Perché allora io, come sa chi mi conosce, organizzo tanti eventi in Sardegna, quindi chiaramente ho un mio modo di raccontare la Sardegna che è la mia prospettiva, ma proprio per dare un'immagine più vera e meno soggettiva, ho pensato di creare un meccanismo per poter coinvolgere delle altre persone. Io ho avuto questa idea del viaggio a novembre, non sapevo ancora bene come realizzarlo e ho avuto l'idea di parlarne fra le prime persone, ne ho parlato con Adriana, Viaggio Parallelo, che è qui che ci sta seguendo. Quindi in realtà ne ho parlato con lei, diciamo facendo finta di raccontare questa nuova idea che mi era venuta, ma in realtà sperando che mi dicesse che avrebbe avuto piacere a realizzarla insieme. E quindi, dato che appunto Adriana pure ha un suo modo diverso di raccontare la Sardegna, già da questa unione sarebbe nato qualcosa di nuovo e di più ricco. Ma non solo, volevo creare qualcosa che coinvolgesse le altre persone, gli altri progetti, quindi mh, non mi andava di scegliere io, diciamo, cosa raccontare, anche se poi chiaramente in parte abbiamo dovuto scegliere tra tutte le proposte che ci sono arrivate, anche facendo diverse considerazioni tra logistica, itinerario e così via, per cui chiaramente siamo le registe, per cui c'è un po' una nostra scelta, però ho dato spazio a tutte le persone che si sono proposte, quindi in ordine, diciamo, di chi mi ha scritto fra i primi, ho iniziato a costruire e pian piano ho unito tutti gli altri, quindi unendo i puntini per creare un itinerario unico, unitario, diciamo, perché chiaramente non è che si può andare da un capo all'altro della Sardegna, per cui
bisognava anche costruire un itinerario che avesse una sequenza che potesse rispettare un percorso fattibile anche senza il teletrasporto e anche per ricollegarci anche a un'idea di viaggio vissuto, quindi non stiamo andando soltanto da un punto A a un punto B, ma anche tutto quello che c'è in mezzo è oggetto del viaggio, per cui ecco, abbiamo proceduto in questo modo, abbiamo lanciato l'idea e abbiamo visto chi è arrivato, per cui sono arrivate anche persone che io non conoscevo, realtà che non conoscevo affatto. E quindi questo sicuramente è una sorpresa e sarà anche un grande arricchimento. Tra l'altro, come dicevo all'inizio, avremo anche noi stesse la possibilità di visitare anche luoghi che non conosciamo, per cui ecco, c'è diciamo una spontaneità in come l'itinerario, che però rimarrà top secret e si scoprirà solo giorno dopo giorno, quindi così come l'itinerario si è costruito in modo spontaneo, diciamo, quindi a partire proprio da chi si è voluto proporre per partecipare. Bene, guardo un attimo se c'è qualche domanda, così riprendo un attimino fiato. Tutto perfetto, ciao Gabriella, ciao Laura, saluto tutti ragazzi, mi fa molto piacere che siete tutti collegati. Eccoci, eccoci. Perfetto ragazzi, mi raccomando, fateci anche domande. Allora, quindi vi ho già detto un po' cosa faremo, qual è lo spirito del progetto, non vi ho detto che qualcuno di voi che sta seguendo probabilmente lo sa già, che ha seguito le prime fasi, che questo è un progetto, diciamo, a budget zero. E a budget zero vuol dire che noi non abbiamo chiesto o ricevuto finanziamenti pubblici o qualcosa del genere, anche perché siamo due libere professioniste, per cui non ci danno niente, in poche parole, anche se quando ho lanciato il progetto comunque ho ricevuto tanti messaggi che dicevano, ah, chiedi questo, chiedi quello, fai la domanda qui, fai la domanda lì. Ma siccome ultimamente ho avuto anche esperienza personale di richiesta di finanziamenti vari regionali, diciamo che l'iter sono molto lunghi, per cui decidiamo oggi di fare un viaggio, forse nel 2023 riusciamo a avere qualche soldo, per cui a noi non ci interessava fare una cosa del genere, è un esperimento che abbiamo voluto fare noi, quindi noi stesse diciamo che stiamo investendo su questa cosa già stando un mese fuori, per cui l'idea del progetto era farlo a budget zero, riuscendo a fare uno scambio con tutte le persone che avevano piacere a partecipare e a supportarlo per creare proprio questo racconto partecipato. Scusate che come al solito io mi dimentico sempre quando vado in diretta di spegnere la pompa di calore, c'è sempre questo ronzino sottofondo, ecco, adesso sono spenta. Ecco, vi stavo dicendo, per cui un progetto a budget zero abbiamo pensato di chiedere quindi ospitalità a chi ci vuole ospitare, qualche pranzo, qualche cena a chi ce la vuole offrire e chiaramente tutti coloro che parteciperanno in questo modo avranno il loro spazio per raccontarsi, quindi per creare questo racconto insieme. Chiaramente ci sono anche delle spese vive, come per esempio la benzina, come per esempio anche le attrezzature tecniche che abbiamo acquistato per fare questo e quindi chiaramente quello è un investimento che abbiamo fatto, ma abbiamo pensato comunque di chiedere anche delle donazioni in denaro. Chi vuole supportarlo è bene accetto e in questo modo cercare di rientrare anche di questo investimento e quindi di pagare anche i costi vivi. Siamo abbastanza lontane diciamo, dal raggiungere la cifra che ci permetterebbe di andare in pari, ma la nostra scommessa era comunque anche investire su questo progetto, per cui noi il progetto l'avremmo fatto comunque anche senza, anche se non fossero arrivate delle donazioni. Per fortuna sono arrivate, spero che ne arriveranno altre per appunto riuscire a coprire i costi. È una cosa molto bella e c'è anche arrivato uno sponsor, per cui
avremo delle maglie e delle felpe, dei gadget sponsorizzati da Macocco di San Sperate, che è appunto un laboratorio dove realizzano delle grafiche molto belle con tema Sardegna in varie declinazioni, e quindi si sono offerti di fornirci dei gadget che si possono anche acquistare. Quindi praticamente acquistando magliette e così via, potrete anche contribuire allo stesso tempo al nostro progetto. Adesso sono abbastanza emozionata perché nel giro di un giorno abbiamo fatto tutto. Aspettate che c'è il piedino. Quindi per chi sta seguendo su Instagram, andate sul profilo o comunque, vabbè, dopo che finisce la diretta, magari andate sul sito di maccoco.com, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, ecco, vedete, ci sono appunto i prodotti con il nostro logo. Quindi vedete ci sono quelli che hanno il logo piccolino, quindi anche poco invasivo nelle maniche. Poi se invece volete farci più pubblicità potete prendere anche questa. Ci sono anche altri prodotti, aspettate che provo a aggiornare un attimino la pagina. Ecco, vedete abbiamo messo le borse, portachiavi, c'è anche la tazza. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, la tazza mug con il nostro logo. Ma non finisce, quindi insomma, se voi acquistate uno di questi prodotti lo potete comprare online e vi viene spedito a casa, contribuite anche al nostro progetto, oltre ad avere anche dei prodotti veramente belli con disegni originali. Ultima cosa aspettate che rimetto, anzi metto questo come sfondo, così poi dopo a fine della diretta chi non ha visto il trailer lo lanciamo. Quindi vi dicevo, tra l'altro non vi ho detto anche un'altra cosa che abbiamo pensato per ringraziare chi ci sta supportando con delle donazioni in denaro. Abbiamo pensato di restituire questo denaro sotto una forma differente, quindi diciamo che moltiplichiamo questi soldi. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi fate una donazione per questo progetto, quindi utilizzando il link che trovate nei post che abbiamo messo finora, che continueremo a mettere, lo trovate anche nella descrizione del video, e vi sarà poi mandato via mail un voucher dello stesso valore per partecipare a un'escursione o un viaggio di Sardegna Sacra. Quindi entro il 2021, che potete anche cedere a terzi, quindi anche regalare a un'altra persona. Insomma, quindi abbiamo pensato di fare questa cosa, speriamo che sia gradita per tutti coloro che vorranno contribuire. Così tutti quanti, diciamo, è un progetto che è stato pensato con una logica circolare, così tutti quanti hanno qualcosa, danno qualcosa, ma allo stesso tempo ricevono anche qualcosa da questo progetto. Bene, controllo un attimino i commenti, o anche se ci fosse qualche commento su YouTube, ma su YouTube non vedo commenti. Ragazzi, potete fare domande anche su YouTube. Allora, vediamo su Facebook, purtroppo me li riporta sempre su, quindi ogni volta per vedere gli ultimi devo scendere. Ok, ok, perfetto. Sono contenta che, insomma, che vi siano piaciute queste idee, ragazzi, perché insomma, come potete vedere, io sono molto entusiasta di tutte queste cose, ma soprattutto sono entusiasta, per la risposta delle persone, quindi sia di chi si è proposto, messo a disposizione, sia anche di chi semplicemente con dei commenti ai video che abbiamo già pubblicato, con delle mail,
ci ha comunque rimbalzato a sua volta l'entusiasmo che questo progetto e che le cose che abbiamo già pubblicato hanno suscitato, per cui sicuramente ci si contagia a vicenda, è molto, è bello, insomma, soprattutto in un periodo che diciamo abbastanza, come sappiamo, è abbastanza incasinato, per cui è anche un modo di sentirsi più vicini. Quindi nasce anche un po' da quello, chiaramente, come sa, insomma, chi mi segue, non ho potuto fare più i tour cioè praticamente ho fatto l'ultimo, l'ho finito all'inizio di settembre, e poi ho potuto fare soltanto escursioni brevi, ovviamente, come tutti sapete, quindi c'era un po' la voglia di viaggiare in senso un pochino più profondo e più lungo e anche di creare dei momenti per stare insieme anche online, perché come sapete ormai si sta insieme più online che dal vivo, purtroppo è una cosa che non ci piace tanto, però allo stesso tempo il fatto di andare online ci permette anche di raggiungere più persone, quindi comunque ci sono anche sempre dei lati positivi. Per cui stavo riflettendo lì in autunno, ho pensato e stavo pensando comunque di fare dei nuovi webinar, in parte alcuni, come sapete, ne ho fatto un po' prima di dicembre, però dicevo, però vorrei fare qualcosa di più dei webinar con le slide, vorrei far vedere proprio le cose dal vivo e quindi anche un po' per questo che è nata questa idea. Diciamo che ha avuto diversi stimoli che ho accolto e da cui è nata. Allora, Enrico dice: svelateci almeno la prima tappa. No, 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 la prima tappa la saprete il 1° febbraio. E quindi vi dicevo come siamo messe con l'organizzazione delle tappe. Praticamente abbiamo quasi finito, ci mancano soltanto da programmare 2 giornate alla fine di febbraio. E quindi qui entra anche in gioco: è troppo tardi per partecipare? No, non è troppo tardi. Mandateci le vostre proposte, perché se sono fattibili le possiamo ancora fare, perché abbiamo ancora 2 giornate da riempire, più abbiamo la puntata zero che faremo, se va tutto bene, la settimana prossima, quindi prima di iniziare da lunedì 1° febbraio, la settimana prossima, probabilmente mercoledì faremo questa puntata zero che sarà una sorta di prova generale. Quindi faremo tutto come sarà quando saremo a regime, per cui diretta la mattina alle 8. Scusate, prima dalle troppe cose da dire mi sono dimenticata di finirvi la giornata, ma vabbè, ve lo dico adesso. Quindi faremo la diretta alle 8, all'ora di pranzo vi daremo un po' di anticipazioni di come è andata anche con delle foto, mentre la sera alle 20 ci sarà un video riassuntivo della giornata, che sarà un video registrato, quindi che monteremo, ma sarà appunto pubblicato proprio il giorno stesso, quindi praticamente in tempo reale, durerà mezz'ora. Quindi questa sarà la nostra giornata tipo dal lunedì al venerdì. E come vi dicevo, la prossima settimana faremo anche la puntata zero, per cui faremo questa prova generale. E non abbiamo ancora deciso dove farla, però, per cui accettiamo ancora proposte. Poi, nel caso, aspettate ok, nel caso che arrivino più proposte o che alcune non siano realizzabili perché magari non sono compatibili con tutte le altre tappe che già sono programmate, noi comunque vi terremo presenti e per magari ricontattarvi, chi lo sa, per una seconda edizione. Abbiamo, come capita spesso, quando si crea un bel progetto, poi anche strada facendo vengono tante nuove idee, per cui insomma, se va tutto bene, se la cosa piace, se c'è partecipazione, magari lo potremo anche riproporre con nuovi itinerari, per cui voi mandate, male che vada, siamo entrati in contatto e magari potrà nascere qualche altra cosa, per cui vi invito assolutamente
per chi ha idee, per chi ci vuole ospitare o raccontare qualcosa di sé o farci vedere il suo lavoro, appunto scriveteci, basta, potete compilare il form che trovate praticamente allora qui nella pagina del sito. Allora, qui nella pagina del sito, vedete, cliccate qua dove c'è scritto compila il form, andate qui e qui ci mandate la vostra proposta. Ok, quindi insomma, veramente, assolutamente vi invito a farlo. Allora, ragazzi, allora, non svelate nei commenti eventuali proposte, mi raccomando, ma scriveteci in privato. Comunque, grazie a tutti. Ovviamente a chi si erano proposte anche altre persone nei commenti, da cui poi non riusciremo ad andare, quindi insomma, vi ringrazio tutti e mandateci però le vostre proposte in privato, così ne parliamo. Allora, sì, Gabriela, come stavo dicendo, facciamo la diretta alle 8 del mattino, all'ora di pranzo un post di foto, delle foto più belle della giornata, perché praticamente tutto il materiale lo gireremo la mattina. Pomeriggio montiamo il video e poi la sera alle 20 facciamo la puntata di mezz'ora, ma durante il fine settimana faremo anche una sorta di diario settimanale, quindi sì, faremo entrambe le cose. Vedo se ci sono, se ci sono altre domande. Allora, ragazzi, io come al solito non mi sono ancora comprato il mouse per l'altro computer, quindi ogni volta ci metto 2 ore a leggere i commenti. Bene, non vedo altre domande. Vediamo se mi ero dimenticata qualche altra cosa. Ma più o meno vi ho detto un po' tutto. Siamo mezz'ora, siamo online da mezz'ora. Comunque vi dicevo, siamo a buon punto, siamo riuscite a trovare ospitalità fino adesso per tutte le tappe che abbiamo fatto e rimangono appunto queste 3 giornate da programmare, 2 alla fine di febbraio e una la prossima settimana. Adesso vi volevo far partire il trailer e nel frattempo, magari se fate altre domande, anche qualche domanda per Adriana, la nostra regista, che si occuperà di tutta la parte delle riprese e del montaggio, magari la musica la abbasso un pochino, ok? Ecco, ecco, intanto lo metto così chi non l'ha visto lo può vedere. Allora ragazzi, allora vediamo se leggo un attimino i commenti su Instagram. Scusate ragazzi, voi che siete su Instagram, perché chiaramente io avendo anche l'audio dell'altra trasmissione, probabilmente è per questo probabilmente è per questo che sentite la voce un po' strana. Ok. Spero che non sia stato troppo fastidioso. Comunque non credo che succederà quando faremo le trasmissioni tutte dal telefono. Oggi dovendo far vedere video e altre cose, chiaramente ho preferito utilizzare il PC. Allora, su YouTube nessuno mi fa domande, ci sono una persona. E insomma, vediamo se c'è qualche altra domanda su Facebook.
complimenti. Allora ci gustiamo le ultime immagini del trailer. Aspetta che cerco di devo stare attenta a cosa riprendo, che c'ho un po' di disordine a casa, non ci ho pensato. Vabbè, mi conviene guardarlo su Instagram TV che tanto la vedo sempre là. Queste immagini le abbiamo girate a dicembre, quando abbiamo fatto un po' di giri per il solstizio d'inverno e non solo, anche per escursioni. Quindi abbiamo potuto un po' sperimentare varie cose. Eccoci qua, aspettate che lo devo stoppare prima che YouTube ci proponga qualche cosa concentralmente. Eccoci qua. Ok, e tutti i contenuti, eccomi qui, tutti i contenuti saranno pubblicati su tutte e tre le piattaforme, quindi ci potete seguire dove preferite. Chiaramente anche delle semplici condivisioni, commenti ai video, ci aiutano tantissimo, quindi non sottovalutate anche queste piccole forme di supporto, sia psicologico che anche di visibilità, che chiaramente, ecco, serve a tutti proprio come supporto anche per poter continuare a fare progetti di questo tipo. Allora, sì, archeologia, avventura, natura, non solo, visiteremo qualche laboratorio, qualche agriturismo, insomma, parleremo di un po' di cose diverse. Ehm, Daremo voce ai sardi, ma non soltanto ai sardi, anche ai sardi acquisiti, come li chiamo io, ovvero a tutte quelle persone che amano la Sardegna e che con la Sardegna hanno un legame molto profondo, nonostante magari stiano o provengano da lontano, e ne incontreremo diverse anche di queste, per cui insomma anche la varietà non mancherà. Grazie, grazie Dana. Bene ragazzi, mi sembra, grazie Paola. Bene, mi sembra che non ci siano domande, quindi che dire ragazzi, aspettiamo le ultimissime proposte per concludere i nostri itinerari e insomma e speriamo che questa impresa insomma sia, sia apprezzata da voi e che sia l'occasione per passare anche dei momenti di vicinanza, sia con le dirette ma anche con i video registrati, tramite poi anche delle discussioni, non nel senso come siamo abituati su Facebook, ma discussioni costruttive e piacevoli da condividere nei commenti. Chiaramente noi siamo a vostra disposizione per rispondere anche alle domande che farete nei commenti. Quindi un'altra cosa che vogliamo fare è proprio creare questa partecipazione, questa vicinanza, per cui se voi vedete il video la sera e magari avete delle curiosità, fate le domande e noi vi risponderemo sia nei commenti che magari nella diretta del giorno dopo. Ecco, vogliamo creare proprio questa rete. Bene, ragazzi, io direi che a questo punto vi saluto, quindi chiudo la connessione. Ci vediamo quindi la prossima settimana con la puntata 0 e seguiteci per tutti gli aggiornamenti. Ciao ragazzi, ciao. Allora, termina.